Eccoci qua, sono le 4 del pomeriggio e buon anno a tutti. Quest'oggi riproviamo un fondale mezzo misto che la scorsa battuta ci ha portato fortuna e tanto divertimento. Sono le 4 di pomeriggio, come ho detto prima, alle 4 e mezza è previsto il picco di alta marea, quindi un momento sicuramente favorevole al quale andremo incontro. Una scaduta avanzata, probabilmente l'ultimo giorno buono per approfittarne. Siamo qua con i nostri cefaletti e ci proviamo alla ricerca dei predatori, amici. Anche quest'oggi mi fa compagnia la mia telescopica Speedmaster 200, una canna molto veloce da montare, affidabile, 10.000, 0,40 diretto. Sono sceso un po' prima, no, non mi piace pescare assolutamente col vivo di giorno, ma il richiamo del picco di alta alle 4 e mezza è stato irresistibile. In ogni caso le giornate sono molto corte, quindi a breve ci raggiungerà anche la notte. Quando si dice perdere la testa per amore, chissà se questo è il caso. Avevo appena lanciato il mio povero cefaletto che è subito partita la canna, tutto masticato. Forse rinneschiamo un altro e vediamo che succede. 5 e mezza dopo la bella partenza con cefaletto masticato, siamo al buio, iniziano veramente a vedersi tante tocche, speriamo di vedere pochi gronghi e murene, ma la vedo veramente dura. Su un fondale misto questi pesci la fanno da padrona e vedo già delle tocche strane. Qua andiamo abbastanza a toccare il surreale, qua era agganciato il nostro amo e manca proprio il pezzo di carne sull'amo. Che miseria. Passano veramente 10 minuti e anche il secondo ci torna su così. Un bel morso qua. Manco a farla apposta, sull'amo. Punto di domanda. Ore 6, restano più pochi cefaletti a disposizione, tutti quasi piccolissimi, quindi cambio i miei 2 fratto zero con uno fratto zero sempre della Honor Ami micidiali che consiglio assolutamente, sempre 0,40 fluorocarbon. 6 e mezza, un'altra tocca violentissima sul nostro cefaletto di sinistra, nulla di fatto. Serata veramente ma veramente anomala. 6 e mezza, quindi 4 e mezza picco di alta, le 2 ore diciamo tra virgolette buone, indicate come buone, le 2 ore successive al picco di alta stanno per terminare, quindi ci possiamo giusto ad affidare al mare, che non è niente male questa sera, anche se non è particolarmente mosso, ma fine scaduta molto interessante, e incrociamo le dita.
Attenzione, una partenza incredibile, pensavamo di avercela fatta, ma viene a farci visita lui. L'ultimo ospite che volevamo vedere a cena stasera è venuto a trovarci. Guardate, il mio 44 è giusto la punta della sua coda. Maledetto. Eccoci, ormai arrivate le 8 e anche questa avventura giunge al termine. Scrivetemi nei commenti quale pesce cefalopode mostro marino può aver aggredito così i nostri cefaletti durante questa pescata, con degli attacchi veramente stranissimi e dei morsi circolari, teste che spariscono e quant'altro. Cefalopodi, seppie, calamari, anche dei piccoli gronghi, quelli che noi chiamiamo tiagalli qua in Liguria. Un punto di domanda questa sera, io un'idea me la sono fatta, però voglio sentire la vostra impressione, la vostra idea, quindi scrivete nei commenti quale bestiaccia secondo voi è stata ad aggredire i nostri cefaletti questa sera. Io vi aspetto alla prossima avventura, continuate a seguire il canale, continuate a iscrivervi al canale, mi raccomando, perché così avrete le notifiche di tutto ciò che gira attorno al canale Surfcast IGBT Liguria. Io vi aspetto alla prossima avventura, amici.